gestita da tutta l'organizzazione. Flavio Furlani è stato riconfermato alla guida della Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, una delle maggiori associazioni di categoria del settore primario. Tra i temi toccati dal Presidente nella sua relazione, quelli della crisi e della mancanza di politiche strategiche a sostegno del comparto, e ancora la necessità di salvaguardare la filiera agroalimentare e di tutelare il reddito degli agricoltori. Furlani ha definito un'opportunità da non perdere quella dell'Expo 2015 di Milano, che sarà dedicata al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, e vedrà centrale il ruolo dell'agricoltura. Il Veneto, sottolinea il presidente della CIA Veneto, deve presentarsi a questa vetrina nel suo insieme, come sistema, valorizzando i diversi settori produttivi, dall'agroalimentare all'artigianato, dal turismo all'industria. Altro tema sollecitato durante l'assemblea elettiva è stato quello della nuova politica agricola comunitaria. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. Presidente De Castro, che cosa ha detto alla platea di agricoltori questa mattina alla Corte Benedettina di Legnano? Ho fatto una provocazione, visto che la CIA da sempre fa della burocrazia, della battaglia contro la burocrazia una sua bandiera. Abbiamo un'opportunità, con la nuova PAC oggi gli Stati membri possono semplificare e soprattutto risparmiare risorse, decidendo per esempio di eliminare tutti i micro aiuti, quelli inferiori a 300 euro all'anno. Stiamo parlando veramente di aiuti che non hanno nessun impatto sull'agricoltura, perché 300 euro all'anno per un'azienda agricola si può andare a mangiare al ristorante con gli amici un paio di volte, ecco, non di più. E quindi per l'Italia questo significherebbe più di decine, migliaia di domande in meno, quindi burocrazia in meno e risparmio di tante risorse che potrebbero andare proprio a sostenere per esempio la zootecnia. Quindi una bella battaglia contro la burocrazia, iniziamo ad avere il coraggio per applicarla in Italia, come hanno fatto gli amici spagnoli. Oggi il mondo chiede più cibo, aggiunge De Castro, e l'agricoltura deve rispondere a questa domanda garantendo allo stesso tempo sostenibilità sociale, ambientale ed economica. A Expo 2015 dobbiamo arrivare con la consapevolezza che sarà l'occasione per iniziare ad immaginare l'agricoltura del futuro.